Are you ready for the love hit? Buongiorno Tropicani e bentornati sul canale di Edward Van Helgen. Oggi vi illustrerò la seconda parte di Tropico 3, nella partita che abbiamo iniziato nel video precedente, e vi illustrerò numerose attività che potremo concludere all'interno della nostra piccola isola. Allora, come potete vedere abbiamo commissionato la costruzione di diversi edifici come la clinica, che a breve sarà completata. Infatti, come potete vedere, all'88% di progresso. E intanto abbiamo sempre il nostro bar in costruzione, mettiamo la priorità in modo che venga, come possiamo dire, che venga completato. Il nostro budget è piuttosto basso perché ancora non abbiamo diversi introiti da nessuna attività industriale, così possiamo puntare i nostri introiti. Il tempo è splendido come al solito nel nostro piccolo paradiso. È la giornata ideale per coltivare, scavare in miniera e abbattere alberi. Cari abitanti di Tropico, interrompete la siesta, lasciate le spiagge e i locali e unitevi al presidente, così non peserà tutto sulle sue spalle. Ecco, quello che avete appena sentito è Juanito, che mi ha interrotto mentre stavo cercando di illustrarvi la clinica. Comunque, come vi ho illustrato nel video precedente, il nostro sostenitore più accanito, che ci dà anche consigli su cosa dobbiamo fare e incita la popolazione a votare per noi alle prossime elezioni. Comunque, la clinica, come potete vedere, ha bisogno di un lavoratore proveniente dal college che sia maschio. Comunque già ce l'abbiamo, abbiamo qui Aurelio Vargas, che permette di soddisfare 4 cittadini all'interno di questa clinica privata. Per ora credo che possa andare più che bene, perché la nostra popolazione non è abbastanza ampia. È stato costruito il nostro bar per il nostro presidente ubriaco, il nostro alcolizzato. Comunque possiamo anche vedere che le nostre fattorie stanno per essere ultimate e credo che ci produrranno diversi introiti. Allora, intanto possiamo consultare quest'icona, che è l'almanacco nazionale, ovvero ci fa riflettere su ciò che dobbiamo fare nei prossimi anni, ovvero ci dà una panoramica della felicità media dei turisti, del numero di cittadini che abbiamo all'interno dell'isola, la popolazione e ciò che dobbiamo fare per migliorare l'economia, la nostra politica, perché sapete ci sono diverse fazioni come i capitalisti, i comunisti eccetera. Le liste, ovvero le liste di persone che si trovano all'interno dell'isola, come i residenti di origine, l'età eccetera, e il punteggio che abbiamo accumulato. Allora, io direi di andare a controllare uno dei settori più critici della nostra isola, ovvero la felicità, che è una delle cose più importanti. Come possiamo vedere abbiamo la qualità religiosa che è abbastanza bassa e io direi di farla svegliare. Svegliare quindi questo, come possiamo dire, questo fattore, costruendo una chiesa. Come potete vedere il nostro budget è aumentato di colpo grazie all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti, che ci conferiscono sempre degli aiuti finanziari, e quindi io direi di costruirla. Andiamo sui servizi sociali e chiesa, clicchiamo. Costa $6.000 ma possiamo permettercela. Perfetto, e aumentiamo anche la priorità di costruzione perché deve essere ultimata nel minor tempo possibile. Credo che dobbiamo ordinare, se così si può dire, un prete dall'estero, perché non abbiamo un luogo che istruisca i nostri giovani riguardanti una istruzione ecclesiastica. Intanto possiamo osservare di nuovo l'almanacco, vediamo le fazioni. Ecco, come potete vedere la fazione religiosa ne risente su questo comportamento sbagliato del presidente, che non costruisce luoghi adatti al culto. Quindi io direi anche di migliorare questo aspetto. Infatti, richieste principali: nessuna chiesa a Tropico, ma la stiamo costruendo. Modificatori: è alcolizzato, vabbè, questo lo sapevamo. E il leader della fazione è scontento. Va bene, intanto dobbiamo farci care le fazioni più basse, perché potranno votare contro di noi alle prossime elezioni. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere sono gli editti, le leggi che possiamo, come possiamo dire, che possiamo emanare nella nostra carriera. Sono di ambito sociale, di politica estera, di ambito economico, di politico o anche di megalomania. Allora, possiamo applicare le nostre leggi, possiamo emanarle a secondo delle necessità che dobbiamo soddisfare. Intanto io direi per ora di non applicare nessuna legge, ma ve le farò vedere in seguito
seguito appena ci sarà la necessità di emanarne una. Allora, come potete vedere, queste sono le diverse leggi, c'è una grande vastità di leggi. Questo settore megalomania appartiene alla nuova espansione Absolute Power, che comprende diversi settori, che è anche molto Ultime notizie. importante. Stamattina il Vediamo. presidente è sfuggito per la 18ª volta a un attentato, dopo aver trovato dei vetri rotti nella sua zuppa. Wow. I tropicani liberi richiedono un'indagine immediata. Perfetto, abbiamo saputo dal nostro Guanito che oggi ci volevano assassinare mettendo il vetro nella zuppa, quindi io direi di creare una stazione di polizia, anche per non farci scannare in quest'isola. Quindi questa stazione di polizia permetterà un livello di sicurezza abbastanza adeguato. Infatti le zone rosse sono più rossastre, sono dove vi è necessità di una stazione di polizia. Come possiamo vedere, il nostro budget non riesce a compensare il costo di questa stazione e infatti dovremmo andare incontro ad un prestito. Ora potete vedere, ve lo farò vedere. Posizioniamola, perfetto, siamo a meno 1870, ovvero il nostro budget è sotto la media, ma verrà compensato fino a 10.000 dollari di, come possiamo dire, di prestito. Ok, e infatti potete vedere al momento il bilancio economico è negativo. La Banca Mondiale, ovvero quella che ci consente di andare avanti anche in bilancio negativo, coprirà fino a 10.000 dollari di spese. Fino a quando le nostre finanze non saranno tornate alla normalità, dobbiamo migliorare quindi la nostra situazione economica. Perfetto, migliorando la nostra situazione economica miglioreremo anche il nostro budget. Speriamo che i russi ci inviano qualche aiuto finanziario, ma intanto dobbiamo puntare alla crescita della nostra piccola isola. Quindi io direi di potenziare il nostro apparato industriale costruendo innanzitutto una segheria, in modo che come possiamo dire, lavori i tronchi che vengano fuori da questo luogo, che non mi ricordo adesso come si chiama, di questa sorta di luogo di tagliaboschi. Aspetta, ora vi dico il nome preciso. Azienda per taglio e trasporto legname, perfetto. Vediamo se riusciamo a dare una mossa a questa economia. Intanto potete vedere che la felicità è andata un po' è andata a calare perché non abbiamo rispettato alcune, come possiamo dire, alcune richieste dei cittadini, ma a breve ci rifaremo. Allora, la chiesa è stata ultimata, non c'è nessun lavoratore all'interno perché nessuno ha un'istruzione di scuola superiore, ma lo dovremmo sicuramente importare dall'estero e lo importeremo appena guadagneremo abbastanza soldi. Comunque, possiamo vedere che la nostra cittadina, la nostra isola è stata come possiamo dire, è stata visitata da 8 nuovi immigrati che sono arrivati da un carico che è partito senza beni a bordo, quindi non guadagneremo niente nelle prossime Sono ore. Betty Boone e oggi sono davvero Vediamo, infuriata. cosa c'è? Sembra che le casse dello Stato siano più deserte del Sahara. Il presidente deve capire che deve smetterla di sprecare il denaro delle nostre tasse per acquistare auto e appartamenti per le sue concubine. Anche li acquisti. Juanito vi racconterà tutta un'altra storia, Sì. ma credetemi, siamo sul lastrico e ricordatevi che ve l'ho detto io. Ecco, qua ci fa capire questa Betty Boo che il nostro popolo si sta ribellando contro di noi, ma ecco arrivano i nostri amici americani e russi che ci conferiscono ben 8.900 circa dollari. Intanto che vogliono gli intellettuali? Ciao presidente, caro presidente, gli intellettuali hanno dichiarato pubblicamente che la gente è la risorsa più preziosa della nostra nazione, quindi vogliono che miglioriamo l'educazione. Intanto sta avendo una rivolta pacifica all'interno di queste baracche, ma che non si manifesterà più di tanto. Intanto assumiamo uno specialista, perfetto, per 500 dollari. Assumiamolo, certamente. Ne assumiamo 3 perché la religione è fondamentale, perché abbiamo visto che i religiosi sono davvero scontenti. Intanto, visto che abbiamo il budget economico, possiamo migliorare il nostro sistema economico tramite l'istituzione di qualche industria, di qualche fattoria di tabacco che ce lo faccia esportare. Perfetto. Ok, allora intanto passiamo un po' la musica che è un po' alta.
Perfetto, allora a breve verrà costruita anche questa fattoria, vediamo se i nostri lavoratori si sbrigano e costruiscono queste industrie. Allora, Tropico dal benvenuto a 3 nuovi esperti stranieri, ecco qua, sono arrivati i nostri preti, eccoli qua, già la chiesa è colma di persone, infatti stanno incominciando ad arrivare, la qualità quindi come possiamo dire, il rispetto dei religiosi aumenterà. Intanto qui possiamo vedere che i boscaioli iniziano a tagliare i nostri alberi, li mandano alla segheria per tagliarli e quindi potremo anche incassare qualcosa di diverso. Allora, intanto io direi di migliorare il cibo all'interno della nostra comunità per far aumentare anche questo bisogno di felicità. Allora, attiviamo il cibo per il popolo, cioè 2 pasti al giorno, anche i cittadini più golosi sentiranno soddisfatti con queste razioni doppie. Questo editto accrescerà notevolmente la soddisfazione della nostra popolazione nei confronti del cibo, ma il suo consumo sarà raddoppiato, meglio assicurarsi che ci siano sufficienti risorse. Perfetto, noi abbiamo delle belle fattorie di grano qui che ci permettono di sostenere gli stomaci dei nostri cittadini. Allora, intanto vediamo di costruire anche qualche altra abitazione per i nostri... Un recente sondaggio tra la popolazione di Tropico ha rivelato che gran parte dei cittadini è insoddisfatta della propria qualità di vita. Sospettiamo che questi risultati derivino da un errore statistico. Anche il nostro sostenitore dice che i nostri cittadini sono insoddisfatti e quindi controlliamo l'almanacco e vediamo che i nostri cittadini sono insoddisfatti della qualità religiosa, però abbiamo costruito la chiesa, della libertà e soprattutto della qualità del lavoro e anche della qualità degli alloggi. Io direi, appena guadagneremo nuove risorse, di costruire direttamente delle nuove case popolari per far vivere i cittadini non più in delle baracche. Comunque possiamo vedere che alcuni cittadini stavano protestando contro di noi, di solito protestano sempre in queste zone, ma finché queste rivolte non diventano pubbliche possono anche rimanere in questi luoghi. Comunque in questa seconda parte del game vi ho fatto vedere nuovi edifici come gli edifici religiosi, ma anche le stazioni di polizia, e vi ho fatto anche notare che ci sono diversi editti, quindi delle diverse leggi che potete applicare nel corso della partita. E vai, ci sono arrivati gli aiuti finanziari degli americani e anche dell'Unione Sovietica. Vorrei congratularmi con te per il boom industriale che stiamo attraversando. Pare che si sia presentata una piccola questione riguardante l'inquinamento. Adesso gli ambientalisti iniziano anche a rompere. Quindi in questo... come possiamo dire, grazie a questa lettera applichiamo l'ordinanza antirifiuti, ovvero che questa ordinanza aiuterà a preservare il mutato e rigoglioso ambiente tropicano, bla bla bla, ma in un certo senso limiterà la libertà dei nostri cittadini. L'inquinamento causato sarà dimezzato, ma non avrà alcun effetto sull'inquinamento industriale. Perfetto, attiviamolo. Perfetto, adesso visto che abbiamo anche la disponibilità economica... Oggi il governo ha emesso una nuova ordinanza antirifiuti. Ecco. Come sempre, i trasgressori verranno uccisi seduta stante. Pensateci bene prima di buttare la carta delle gomme da masticare per terra, mi raccomando. Non fino a E questo ora punto. un po' di musica. Perfetto. Qua Guanito ha detto che minacciamo di morte chiunque si permetta di gettare a terra qualche carta, ma non è proprio così. Comunque volevo solo fare qualcosa. Comunque la forza suggerimento imposta la politica porte aperte in ufficio giusto. Grazie per la dritta. Perché praticamente dobbiamo aumentare l'immigrazione all'interno della nostra isola. Quindi dobbiamo dare vita a un editto, vediamo se lo trovo, porte aperte riguardante l'immigrazione. Ah, giusto, è all'interno dell'ufficio immigrazione, che lo costruiremo a breve. Comunque, eccolo qui l'ufficio immigrazione, costa 2500 e allora questa seconda parte del video è anche terminata. Infatti in questo poco tempo non riesco a spiegarvi, anche a illustrarvi le svariate cose che ci sono all'interno di Tropico. Comunque continueremo senza problemi nel prossimo video, vi illustrerò diverse attività che potremmo svolgere. Comunque questa seconda parte del video è finita, spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti da Edward Van Helgen.